Amici podisti, ben ritrovati al nostro video diario di Coppa Friuli. Oggi siamo venuti qua alla Tisana per presentare la tappa del 10 aprile, organizzata dalla Associazione Dilettantistica Sportiva Athletic Club Apicilia, come negli anni passati. Siamo qua col presidente Salvatore che ci aiuterà un attimino a descrivere il percorso, che anche per questa prova sarà nuovo, è stato cambiato e da quanto mi ha già un po' anticipato penso sarà interessante, molto più interessante, anche perché andremo più verso il centro, quindi un po' nuovo, ci sono dei pezzi nuovi che mi pare sia una cosa positiva, no? Cambiare un po' il percorso, quest'anno quindi nuovo, abbiamo detto 10 aprile, sono 8 chilometri, quanto? 8 km e mezzo. 8 e mezzo. 8 e mezzo. Quindi solita distanza. Dunque la partenza e arrivo, quella non cambia, sempre nelle adiacenze qua del Palazzetto dello Sport, ormai anche gli anni passati, un buon posto per la logistica, anche ben attrezzato, quello dobbiamo dirlo, quindi una bella partenza in rettilineo. Facciamo il primo pezzo in rettilineo, adesso ci spostiamo e vi spiegheremo più in dettaglio un attimino la partenza. Bene, siamo qua proprio sulla partenza, ricordiamo nuovamente domenica 10 aprile partenza 9:30, solito posto, bel rettilineo, si parte con un bel rettilineo, quindi possiamo disporci bene, non ci sgomiteremo tra di noi molto, andiamo fino in fondo, giriamo a sinistra, costeggiamo il campo sportivo e poi ci portiamo verso il centro della Tisana, vero? Una novità che quest'anno abbiamo dato un po' di visibilità al centro della Tisana, così facciamo conoscere ai podisti come la Tisana. Esatto. Una nuova caratteristica è che anche quest'anno facciamo vedere insomma, il tagliamento, ecco, una bella visibilità del primo tagliamento in modo tale che qualcuno rimane un po' affascinato. Ecco. Magari torniamo per fare qualche gita dopo. Certamente. Bene, quindi avete sentito, c'è questa novità. Adesso noi ci spostiamo, andiamo proprio verso il centro per illustrare la parte che passa nel centro della Tisana. Ecco, adesso ci siamo spostati nel centro della Tisana, qua siamo all'altezza circa del secondo chilometro. Arriviamo dietro qua alle mie spalle, vedete c'è un bel rettilineo, pezzettino in pavé, passiamo davanti al municipio, in fondo giriamo a destra, ci saranno dei gradini da salire e dopo ci sposteremo sull'argine del tagliamento. Ho detto giusto, Salvatore? Benissimo. Bene. Bene, quindi si entra nel centro, questo è il pezzo nuovo diciamo di quest'anno. Come vi ho detto giriamo a destra e si passa proprio sull'argine del tagliamento. Questa è una cosa nuova che ha messo dentro, no? Gli amici qua di La Tisana. È una buona idea, ecco. È una passeggiata rettilinea, quindi com'è? Esatto, è tutto in pianura, diciamo così, è tutto sull'argine del tagliamento. Più o meno quanto sarà lungo il pezzo? 400 metri. 400 metri, sì. Ecco, adesso ci spostiamo su un pezzetto ancora più avanti e ci rivediamo fra poco. Bene, abbiamo lasciato il centro dove eravamo prima davanti al comune, come ho detto abbiamo svoltato, fatto una ventina di gradini e siamo su questa bellissima passeggiata che costeggia il tagliamento. Questo è un pezzo nuovo di zecca di quest'anno, devo dire che è bellissimo anche dal punto di vista naturalistico, così anche se correndo avremo poco tempo di guardare, però veramente è molto bello, circa 400 metri hai detto? 400 metri, sì, esatto. Ecco, 400 metri di passeggiata, diciamo così, poi lasceremo e troveremo, inizierà il pezzettino di sterrato che mi pare sono circa 2 chilometri. Sì. Che poi è uno sterrato come bello, battuto, potremo correre bene anche su quello? Si può correre molto facilmente, ecco. Quindi sarà agevole? Sì, perfetto. L'abbiamo provato l'altra domenica e è andato abbastanza bene. Quindi è già stato collaudato, ha passato il collaudo e possiamo correre tranquilli. Adesso ci spostiamo su un altro pezzo, ci rivediamo fra poco. Ecco, adesso siamo all'imbocco dello sterrato, che come potete vedere, più che uno sterrato direi che è una bellissima strada battuta, quindi si potrà correre benissimo, no? L'abbiamo provata domenica, è andata abbastanza bene. Ecco, lo sterrato andrà percorso 2 volte, andata e ritorno, quindi adesso siamo usciti dalla parte sull'argine del tagliamento, andiamo giù di qua, abbiamo detto circa 2 chilometri, poi ci sarà un piccolo strappetto di salita, siamo nella zona di La Tisanotta.
poi torneremo indietro e qui al ritorno, a fine dello sterrato, saremo circa verso il 7° chilometro, poi si gira qua, si va in giù, si svolta a destra e si ritorna sull'asfalto un piccolo pezzetto nel centro e poi ci si riporta verso il Palazzetto dello Sport, quindi verso l'arrivo. Adesso ci spostiamo e ci rivediamo fra poco. Eccoci, siamo alla fine dello sterrato, qua finisce lo sterrato, si riprende la zona in asfalto, andiamo su lì dritti, ci sarà una piccola discesina e poi facciamo un giro di circa 1 chilometro così nella frazione di Latisanotta, vero? Perfetto, così diamo anche visibilità anche alla nostra borgata. Alla frazione alle borgate, perfetto. Dunque giriamo qui nella Latisanotta, poi abbiamo l'unico strappettino in salita, questo qua, non so, spero che si veda, adesso lo copro io. È il pezzo forte della tappa, un piccolo strappettino, torniamo su e riprendiamo l'asfalto. Scusate, lasciamo l'asfalto, riprendiamo lo sterrato e dopo torniamo dove avevamo visto prima che si sbuca, quindi si fa 2 volte, lo ricordo, sono circa 2 chilometri. Ecco, una cosa importante da dire è che qua ci sarà il punto di ristoro, vero Salvatore? Esatto, così abbiamo un po', si ha un po' di bevande o cose così per tutto, però volevo dire che al primo classificato noi come ogni anno diamo il trofeo Memorial Luigi Ciccotin. Siamo giunti alla 12ª edizione e ricordiamo il nostro concittadino ovviamente, che è stato un grande fondatore della società. È il fratello del fondatore della società. Quindi è stato un grande corridore e quindi bisogna ricordarselo. Ricordarsi anche di lui, bene, anche questo quindi è una ragione di più perché chi è in testa si dia da fare, perché oltre alla vittoria della tappa di Coppa Friuli avrà anche questo diciamo ulteriore riconoscimento. Adesso ci spostiamo, ci vediamo più tardi. Ecco, siamo proprio sul finale della corsa, arriviamo da là in fondo, facciamo la curva. Qua c'è l'ultimo rettilineo che ci permette, che se ne abbiamo ancora, di fare un bel rush finale, bello largo, si arriva in comodità, quindi non ci saranno problemi. Direi che altre cose, difficoltà non ne presenta il percorso. In sicurezza che è molto importante per tutti i podisti. Certamente 400 metri finale saranno la prova dei più veloci, Certo. Questo è molto importante anche per noi, Certo. Dare sicurezza a tutti i podisti che corrono. Beh sì, è importante anche guardare quel lato lì, quindi dunque chi ne è ancora qua alla fine fa l'ultimo scatto e siamo a posto. Bene, abbiamo completato la ricognizione del percorso e devo dire che a me è piaciuto molto, è molto bello. Io penso che ci divertiremo, che sarà molto apprezzato, anche se correndo non abbiamo il tempo di guardarci in giro, però comunque questa nuova variante, questo nuovo disegno del percorso di questa tappa di Latisana sicuramente è meno noioso, più vario e insomma, hanno cercato di valorizzare anche un po' l'ambiente che ci circonda, che è una bella cosa. Quindi Salvatore, io credo che saremo tutti contenti. Cosa dici? Ma io dico che per tutti i podisti alternare il percorso con salite, discese, sterrato è molto importante. È l'ideale, perché sennò diventa noioso, tutto dritto è sempre noioso. Principalmente anche conoscere i luoghi dove si corre. Sì. Ecco, che è anche diciamo una bella cosa, se possiamo valorizzare anche l'ambiente in cui corriamo, mi sembra che non sia poco. Bene amici podisti, io vi ringrazio, per oggi abbiamo finito. Io vi ricordo sempre nel dopo corsa, non siate timidi, non vi mangio, non succede niente, venite a raccontarci com'è andata, se avete apprezzato gli sforzi organizzativi qua dell'associazione sportiva Apicilia, quindi io vi aspetto come sempre nel dopo corsa, nella nostra zona, quando ci vedete con la nostra macchina fotografica. E niente, vi do appuntamento alla tappa di Udine, 14 maggio, tra Latisana e Udine avremo parecchio tempo per riposarci e per allenarci, quindi dateci sotto, ci rivediamo a Udine, grazie, ciao!